Roberto il Guiscardo riuscì a sfruttare a suo vantaggio il malcontento e le rivalità esistenti nell'Italia meridionale. Il normanno era dotato di una forte personalità, agiva per ambizione e avidità. Era un'epoca spietata e questi avventurieri sfruttavano ogni occasione favorevole. Da Melfi avanzarono verso nord, minacciando la costiera amalfitana. Le autorità religiose invocarono il Signore affinché li liberasse dall'ira dei Normanni. Ma il cielo non venne in loro aiuto. Per difendersi sarebbe stato necessario ricorrere alle armi. L'esercito messo insieme dal Papa in quell'occasione era scarsamente armato e male addestrato. I Normanni lo sconfissero facilmente. Quando Papa Leone IX seppe che il Guiscardo avanzava implacabilmente verso Roma, lo accusò di voler colpire Cristo, la sua Chiesa e il Papato. Il pontefice cercò di trovare degli alleati. Il rapporto fra i Normanni e il Papa è molto complicato perché all'inizio sono visti come una minaccia. Nelle fonti ecclesiastiche dell'Italia meridionale si parla di maledetti Normanni. Leone IX proclamò una guerra santa contro di loro e sperò nell'aiuto divino. I Normanni, invece, erano convinti che Dio sostenesse la loro causa. Inizialmente perplessi all'idea di scontrarsi militarmente con il Papa, si liberarono ben presto da ogni scrupolo. Il pontefice, dalle fortezze, assistette alla completa disfatta delle sue truppe sbaragliate dalla cavalleria normanna. Nella battaglia di Civitate del 1053, l'esercito papale subì una pesante sconfitta. I capi normanni, abili diplomatici, dapprima fecero sorprendentemente atto di sottomissione al pontefice, implorando addirittura il suo perdono. Poi però lo tennero prigioniero per 8 mesi a Benevento. Sconfitto e umiliato, il pontefice capì che avrebbe dovuto scendere a patti con questa nuova forza politica. Per raggiungere i propri obiettivi nell'Italia meridionale, il papato aveva bisogno di alleati dotati di un potente esercito. Pur riluttante, Leone IX si accordò con i Normanni. Con tali guerrieri al proprio fianco, la Chiesa avrebbe potuto strappare l'intera Italia meridionale al dominio bizantino. I Normanni, dal canto loro, cercarono di dimostrare la loro devozione alla Chiesa prodigandosi nella costruzione di edifici sacri. Avviarono un progetto di ricostruzione dell'abbazia della Santissima Trinità di Venosa in Basilicata. Nella chiesa normanna, benedetta da Papa Niccolò II, vennero sepolti i capostipiti della famiglia Altavilla. Nell'Italia meridionale, la politica della Chiesa era quella del divide et impera, dividi e comanda. Da sempre in quelle regioni avevano convissuto Greci, Longobardi e dall'XI secolo i Normanni. Il sud della penisola era diviso in 3 grandi blocchi, Sicilia, Calabria e Puglia. Al papato faceva comodo che queste regioni rimanessero separate e politicamente in contrasto. I Normanni, invece, puntarono a creare un potente stato unitario. Per questo il pontefice tentò di ostacolare i loro disegni, ma senza successo. Durante il concilio di Melfi del 1059, il Papa nominò Roberto il Guiscardo duca di Puglia e di Calabria. Gli promise anche la Sicilia, una volta che i Normanni l'avessero liberata dal dominio arabo. L'Altavilla prestò giuramento di fedeltà al Papa. Da acerrimo nemico divenne il più fedele alleato della Santa Sede.
Gli fu affidato anche il compito di liberare l'Italia meridionale dalla presenza bizantina secondo il volere papale. Parte dei domini greci in quelle regioni si erano trasformati in ducati ereditari, orientali per lingua, cultura e religione. Il Papa, di fatto, aveva attribuito ai Normanni la potestà su terre che non gli appartenevano. In questa parte dell'Italia, il rito cristiano orientale era molto diffuso. Il patriarca di Costantinopoli affermava il diritto a imporre la propria visione della fede nei territori bizantini della penisola. I Normanni continuavano a occupare terre erodendo i confini dell'impero bizantino. Il patriarca rispose violentemente agli attacchi avversari. In Sicilia, invece, la situazione era diversa. Da quel momento in poi hanno una forte legittimazione, grazie appunto al sostegno del Papa, vengono investiti della contea di Sicilia da conquistare e ricevono anche un privilegio molto particolare, quello di essere rappresentanti legati del Papa in Sicilia, in questa terra musulmana da conquistare, e di poter nominare i vescovi della Sicilia, quindi un controllo non solo sulla parte militare e politica ma anche su quella religiosa. Nell'isola si viveva una situazione confusa. I contrasti fra arabi e bizantini avevano lacerato questa terra. L'anarchia e le tensioni ne avevano indebolito l'economia, potenzialmente florida. La conquista della Sicilia fu una tappa decisiva dell'espansione normanna nel sud. Ci sono molti motivi per cui i Normanni intraprendono questa difficile conquista della Sicilia. Il primo motivo è che è una terra ricca. 2 secoli di dominio musulmano ne hanno fatto una terra ricca, con nuove colture, dallo zucchero allo zafferano al cotone e soprattutto il grano. La Sicilia rappresentava un'opportunità straordinaria. I giovani normanni avrebbero potuto costruirsi un futuro. Perciò molti di loro abbandonarono la Normandia. Piazza Armerina si trova nel cuore della Sicilia. Ogni anno gli abitanti ricordano le loro antiche origini normanne. Una manifestazione in costume celebra l'arrivo dei Normanni e la liberazione dal dominio arabo. Gli uomini del nord riuscirono a sconfiggere gli arabi grazie alla loro forza militare, ma un altro fattore ebbe un peso determinante. Erano convinti di essere sostenuti da Dio. Dopo l'assedio di Palermo guidato da Ruggero d'Altavilla, l'isola venne conquistata, ma non vi furono saccheggi, violenze e rapine. Ruggero aveva dato prova in passato di grande crudeltà. In questa occasione, invece, dimostrò di possedere saggezza e diplomazia. Con gli arabi scelse infatti una linea meno dura e offrì loro condizioni di resa molto generose. Ruggero si impegnò a fondo nelle trattative. Era consapevole che in Sicilia i Normanni erano una minoranza. La popolazione locale era di origine greca o araba. La conquista non poteva ridursi a un'occupazione militare. I Normanni non erano in numero sufficiente. Bisognava cercare la collaborazione dei locali. Ruggero ebbe un'eccezionale lungimiranza politica, cosa straordinaria nell'XI secolo. Comprese che avrebbe dovuto mirare alla cooperazione e alla convivenza pacifica tra popoli di origini, religione e cultura completamente diverse.